Che so, magari dopo i talent persone dicono ma tu non hai bisogno di suonare in strada, tu cosa ne sai? Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata. L'ospite di oggi è un artista di strada, è un musicista, in tanti di voi sicuramente lo conosceranno già, ma noi cercheremo di farci raccontare meglio la sua storia oggi. È con noi Moses Concas, ciao! Ciao Marta! Ciao, come stai? Bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Come va la vita in questo periodo? Ma bella, dalle feste, mangiato tanto, abbiamo ripreso in studio e siamo, insomma bene, comunque belle vibe, un bellissimo momento. Dicevo che in tanti sicuramente ti conosceranno già, tu ti chiami Simone Concas all'anagrafe, giusto? Sì, I tuoi amici ti chiamano Moses o Simone? Ma o alcuni Simone? Moses, alcuni Simone, Ok. dipende da chi. Quindi ormai è international, il tuo nome è Moses. Esatto, diciamo è diventato sì, Moses. diciamo di sì. Tu hai iniziato davvero da piccolo, no? A suonare e a capire che la musica era la tua strada? Sì, nel senso, ho iniziato da piccolo cioè, mi piaceva, diciamo, la musica molto, mi piaceva l'arte, facevo anche teatro, mi piaceva il palcoscenico, mi ricordo questo, era un po', anche, sai, alle festicciole con gli zii, era un po' quello esuberante che magari faceva la scenetta o l'imitazione. Poi questa storia della beatbox l'ho sempre un po' avuta, questa dei suoni, cioè dei rumori. Sì. E poi mi avevano fatto fare il pianoforte, inizialmente, immaginati, perché mia mamma suonava in chiesa la chitarra. Ah, ok, quindi comunque già avevi un po' di musica in casa, no? Sì, poi mia nonna suonava l'armonica. Ok. Tra l'altro poi io ho cominciato così perché insomma mi piaceva questa cosa della musica, poi dopo da grande ci ho un po' ripensato ed è diventata ancora più importante come significato, perché inizialmente era una passione come le altre, cioè che può essere il basket, può essere la pesca. E poi è diventata un'ossessione, cioè prima una missione e poi un'ossessione, cioè passione, missione, ossessione. E ci rimasi male perché un giorno mi chiamarono, vuoi fare il menestrello, mi dissero. E io ho detto, ma sì, ma non dirlo così con quel tono, cioè cosa ci sarebbe di male? Come la vedi tu questa parola? Cioè Sì, nel sì. senso, perché uno che suona nelle strade è meno figo di uno che suona dentro il Sul teatro o palco. meno bravo? Chi l'ha detto? Cioè lo stai dicendo tu, Sì, sì, sì. con la tua visione, però non è così. E allora mi sono messo ogni giorno e andavo, prima c'avevo uno speaker a batteria, così da 3 watt, andavo e mi prendevo le batterie, ce le avevo ricaricabili ed era 3 watt, andavo in giro e all'inizio magari se uno mi avesse visto magari diceva caspita però minchia, non è che ci si sente molto con questa cassa. Era ancora un po' improvvisato, Era un giustamente. po' improvvisato, Sì, sì. però comunque tenuto nei mesi, magari ho cominciato poi ad avere magari qualche soldino da parte per questa storia e magari ho preso la cassa più grande e poi adesso c'ho un service dietro se vado a fare certo. street show e comunque e quello è stato una chiave molto bella di vivermi quella parte di vita che era un po' il passaggio dove insomma tutti ci passiamo in quella parte un po' dove stai crescendo, ti partono le domande. Allora io di base ci vedo tanta differenza, soprattutto perché in strada fa molto freddo. Quindi ti devi vestire in maniera diversa innanzitutto. Quindi è già l'outfit che deve essere. Poi io adeguato. lo vedo in strada ha un significato un po' diverso, cioè nel senso in strada non ti chiama nessuno per andarci, a un concerto ti stanno chiamando. In strada io personalmente ho cominciato ad andarci perché volevo trovare me stesso nella musica e farne tante ore e avere la possibilità di avere sempre un pubblico, cosa che all'inizio se non hai una performance forte non puoi avere, anche se ci vuoi andare gratis, Certo.
quindi era l'unico modo per, insomma, provare me stesso e affinare il mio modo di esprimermi con l'armonica, con la beatbox, poi col canto ultimamente. Cioè la strada è bella perché tu prendi il trolley e parti, cioè ti metti la cassa, la batteria, ti porti anche l'energia elettrica, capito? Cioè è proprio un senso che io ultimamente, che so magari dopo il talent, persone dicono ma tu non hai bisogno di suonare in strada, tu cosa ne sai?